In attesa che il Presidente della Regione Cristian Solinas completi la squadra di governo nominando i 7 assessori che mancano, stando alla situazione attuale il Nuorese è rimasto tagliato fuori dalle nomine messe in campo nei primi giorni di attività della XVI legislatura. Non ci sono assessori nuoresi, 4 sono del sud Sardegna, 1 della Gallura. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Paes è di Alghero, mentre il Governatore Cristian Solinas è di Cagliari. Un'assenza, quella degli assessori nuoresi o listanesi, che sicuramente potrà essere colmata con le prossime nomine, ma che conferma lo scarso peso che il Nuorese e gli altri territori hanno a livello politico. In Consiglio la parte del Leone la fanno il Cagliaritano e il Sassarese e la Gallura, che mandano a Cagliari 47 consiglieri su 60. Mentre il Nuorese ha visto ridursi il numero di rappresentanti da 6 a 5, un problema quello della rappresentanza politica delle diverse aree della Sardegna che il Consiglio regionale dovrà porsi se non vorrà confermare anche a livello politico quello che già è palese sotto il profilo economico e demografico, una Sardegna a forma di clessidra col Cagliaritano e il Sassarese a fare la parte del Leone e la parte centrale dell'isola ad attendere che si intraprendano politiche che pongano un freno allo spopolamento e alla desertificazione economica. Sicuramente a questa carenza di rappresentanza in giunta regionale del Nuorese si porrà rimedio con le prossime nomine, ma al momento attuale questa è la fotografia della situazione politica regionale, almeno a livello statistico. Poi per rappresentare un territorio non sempre basta la provenienza geografica di un assessore o di un consigliere, ma servono politiche complessive dell'intera giunta regionale.